Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Scoppia la polemica sull'assessore regionale alla famiglia Nuccia Albano dopo che la trasmissione Report ha reso noto che la componente della giunta regionale è figlia di un condannato per mafia. Lei replica: ho preso sempre le distanze dalla mafia. E scontro tra magistrati sull'ipotesi di una supermafia che gestisce affari nel nord Italia. La DDA di Milano si oppone al provvedimento del GIP che ha rigettato 142 richieste di misure cautelari su 153. La commissione antimafia siciliana va allo Sperone di Palermo. Obiettivo: affrontare l'emergenza crack e intervenire per la protezione dei minori. Nuovo blitz della polizia nel quartiere San Berilo Vecchio a Catania, scoperte attività fantasma gestite da extracomunitari e abitazioni occupate da senza tetto. Colpevole di duplice omicidio ma non andrà in carcere. Il palermitano accusato di aver ucciso 2 fidanzati siciliani in Inghilterra rimarrà in una clinica specializzata. La madre di una delle vittime al nostro TG dice: non c'è pena che possa risarcire il mio dolore. Valanga di candidati al concorso per integrare il corpo forestale della regione. Si presentano in 20.000 per 46 posti. Ancora ben trovati a questa edizione della sera di TG Sicilia. Allora, scoppia la polemica su uno degli assessori della giunta di Renato Schifani. Si tratta di Nuccia Albano, assessore regionale alla famiglia in quota di Cinova, che si scopre essere figlia di un capomafia di Borgetto vicino al bandito Giuliano. Lei non nega, ma quel padre quasi lo ha conosciuto e racconta di essere lontana dalla cultura mafiosa. Ma lo scontro politico ovviamente è ormai inevitabile. Manlio Viola. Scoppia la polemica a Palermo dopo la diffusione delle anticipazioni della prossima puntata di Report con una intervista all'assessore regionale alla famiglia Nuccia Albano, nominata nella giunta Schifani sin dall'inizio in quota DC Nuova di Totò Cuffaro. Si tratta di un ex medico legale che è stata attesa dalla giornalista del programma TV fuori da una scuola dove si teneva una manifestazione pubblica allo Sperone. Una occasione utilizzata per lanciare la domanda bomba. È vero, le chiede la giornalista, che lei è la figlia di Domenico Albano, storico capomafia di Borgetto, che avrebbe protetto e sostenuto il bandito Salvatore Giuliano? Una parentela che lei conferma, ma già nota praticamente a tutti da sempre, che non ha mai inficiato la carriera anche di medico legale della stessa Albano, che ha scoperto solo da adulta chi fosse il padre, perso all'età di 9 anni. Non lo rinnego come padre, ma sono lontana dalla cultura mafiosa, ha risposto l'assessore, e su questa frase è scoppiata la polemica. La figlia di un condannato per mafia è in giunta indicata da un altro condannato per mafia, che è Totò Cuffaro, sottolinea Ismaele Lavardera, l'ex Iena, oggi deputato in commissione antimafia per la formazione di Cateno De Luca. Schifani rimuova la Albano dalla giunta, attacca il segretario del PD Anthony Barbagallo. L'assessore prenda pubblicamente e in modo deciso le distanze dalla storia del padre o si dimetta, gli fanno eco i 5 Stelle. Ho sempre lavorato all'insegna della giustizia e della trasparenza, valori che ho trasmesso ai miei figli e ai miei nipoti, si difende l'assessore Nuccia Albano, ma il tritacarne ormai è partito. Un ricorso al Tribunale del Riesame in 1100 pagine per dimostrare che la supermafia, ovvero una federazione tra mafia, camorra e 'ndrangheta, esiste e gestisce gli affari milanesi. Lo ha presentato la DIA di Milano contro il provvedimento con cui il GIP ha rigettato 142 richieste di misure cautelari su 153, di fatto demolendo anni di indagini. Malleola. La mafia siciliana e in particolare Matteo Messina Denaro avrebbero avuto interessi diretti negli ingenti affari finanziari realizzati in Lombardia dal sistema mafioso lombardo. Lo scrive senza mezzi termini il PM della DDA di Milano Alessandro Cerretti nel ricorso al Tribunale del Riesame presentato dopo che il GIP Tommaso Perna ha bocciato 142 delle 153 misure cautelari richieste dalla Procura, non riconoscendo l'esistenza di una sorta di federazione tra le 3 mafie, Cosa Nostra, 'ndrangheta e Camorra. Una memoria da
d'appello in 1100 pagine con cui il PM chiede di accogliere 79 misure rigettate dal giudice, almeno quelle. Per la DDA la cointeressenza di Messina Denaro negli affari della Confederazione di Mafie con base tra Milano e Varese è data dal fatto che esponenti mafiosi della provincia di Trapani e del mandamento di Castelvetrano ne rappresentassero una componente. Tra questi Paolo Aurelio Errante Parrino, cugino del boss deceduto. Gli inquirenti riportano intercettazioni con reiterati riferimenti a Messina Denaro, che per i PM sarebbe stato colui a cui inviare o dal quale ricevere ambasciate, anche per la soluzione dei conflitti che nascevano. In una intercettazione ambientale del febbraio 2021, tra l'altro, Filippo Crea per il PM parla apertamente dell'alleanza fra le mafie. Sempre la DDA ricostruisce una serie di summit in Sicilia che dimostrerebbero i collegamenti fra il sistema mafioso lombardo e l'ex latitante. Nonostante ciò, la procura non ha mai parlato di supermafia, ma solo di una federazione di interessi, e il GIP avrebbe banalizzato gli elementi raccolti scollegando gli uni dagli altri, parcellizzando il provvedimento, mentre tutti insieme gli elementi proverebbero che il gruppo criminale esercita sul territorio lombardo tutte le condotte tipiche delle associazioni mafiose. Dall'emergenza crack alla protezione dei minori se ne è occupata la Commissione regionale antimafia questa mattina in seduta straordinaria all'Istituto Pertini nel quartiere Sperone di Palermo. Il servizio di Marco Gullà. Affrontare l'emergenza crack è il tema della protezione dei minori coinvolgendo le istituzioni e la realtà del territorio. È il senso dell'incontro che la Commissione regionale antimafia, presieduta da Antonello Gracolici, questa mattina ha tenuto all'Istituto Comprensivo Pertini del quartiere Sperone di Palermo. Proprio in questo quartiere e nei pressi di questo istituto, molti pusher, prima di essere arrestati fino a qualche settimana fa, spacciavano liberamente, anche davanti ai bambini. E poi c'è l'emergenza crack, la droga che sta spezzando tante giovani vite, come nel quartiere di Ballarò. Uno dei primi risultati che abbiamo ottenuto, a seguito di questo faro che abbiamo acceso sul tema del crack, è che la Regione Siciliana ha avviato un bando di 5 milioni di euro che consentirà alle associazioni del terzo settore, di concerto con il sistema pubblico, comuni, ASP, di costruire forme di risposta sociale nelle nostre comunità. Chi sta facendo molto per il quartiere Sperone e per i suoi giovani è la preside Antonella Di Bartolo, ormai icona della battaglia contro le droghe e la dispersione scolastica. Come scuola possiamo essere presenti sul territorio sempre nella quotidianità e nel rapporto di fiducia che si instaura con le famiglie. Avviare i ragazzi e i bambini verso percorsi intanto di legalità, di autodeterminazione, di consapevolezza delle proprie potenzialità e per scommettere sul proprio futuro, sul sognare il proprio futuro al di là di quello che i bambini e i ragazzi vedono per strada ogni giorno. La prima commissione del CSM nella seduta odierna ha deliberato a maggioranza l'apertura della pratica a tutela dell'autonomia e indipendenza della magistratura determinata dal caso Iolanda Apostolico, la giudice di Catania, finita sotto attacco per i provvedimenti con i quali ha annullato il trattenimento nel CPR di Pozzallo di alcuni richiedenti asilo e per la sua partecipazione a una manifestazione nel 2018 per chiedere lo sbarco dei migranti bloccati sulla nave Diciotti per disposizione dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nuovi controlli delle forze dell'ordine, ci spostiamo a Catania, nel quartiere di San Berillo Vecchio. Trovate attività fantasma, elevate multe per i gestori, sono state anche chiuse 3 case abbandonate. Delede Barbagallo. Grande attenzione a Catania nel quartiere di San Berillo Vecchio, perlustrato ancora una volta dalle forze dell'ordine. In collaborazione con la Polizia Municipale, gli agenti hanno effettuato verifiche in attività commerciali di assistenza informatica e telefonia tra Via di Prima e Corso Sicilia, gestiti da cittadini extracomunitari. 2 attività, nonostante ricevessero la clientela e fossero costantemente aperte al pubblico, non avevano mai presentato la documentazione SCI al Comune di Catania, per il quale dunque non esistevano, erano in altri termini attività fantasma. A carico dei titolari sono state elevate sanzioni amministrative per circa 6.000 euro. Sempre nella zona di San Berillo, tra Via delle Finanze, Via di Prima e Via di San Giuliano, è stato effettuato un pattugliamento interforze tra polizia e polizia a cavallo, vigili urbani e unità cinofile, mentre gli operai del Comune di Catania hanno murato al fine di bloccarne l'accesso 3 immobili, diventati fonte di pericolo per i senza fissa dimora, in cerca di temporanei locali dove pernottare, ma anche per l'igiene.
A Messina un funzionario dell'Agenzia delle Entrate accelerava le pratiche per i ristori del Covid agli imprenditori che sponsorizzavano la società sportiva di cui lui era dirigente. Adesso l'uomo è ai domiciliari, i titolari di 4 imprese sono indagati e sono stati sospesi 2 commercialisti. Ce ne parla Francesco Triolo. Avrebbe accelerato le pratiche per ottenere i contributi del decreto ristori per il Covid a 4 imprenditori che in cambio avrebbero sponsorizzato la società di cui era team manager, con l'accusa di concussione finita agli arresti domiciliari. Un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Messina, Roberto Gullo, 63 anni, mentre per 2 commercialisti messinesi, Antonino D'Andrea e Dario Grussu, è scattata la sospensione dalla professione per 12 mesi. L'inchiesta è partita dopo la denuncia di uno degli imprenditori a cui Gulla avrebbe prospettato l'ipotesi di una sponsorizzazione alla Top Spin Messina, società di Serie A di tennis tavolo e campione d'Italia nel 2022, per l'ottenimento dei contributi finanziati proprio attraverso il decreto ristori. Secondo gli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito le misure cautelari, il funzionario dell'Agenzia delle Entrate avrebbe prospettato all'imprenditore un collegamento tra l'erogazione dei contributi dovuti e le sponsorizzazioni alla società. Gli ulteriori approfondimenti avrebbero portato alla luce, secondo l'ipotesi d'accusa, un contesto illecito più ampio in cui risultavano coinvolti anche 2 commercialisti, D'Andrea e Gulla appunto, che d'accordo con il funzionario si facevano portavoce delle indebite richieste di Gullo, incentivando i clienti ad elargire sponsorizzazioni. Le imprese che avevano assecondato le richieste ottenevano anche un beneficio fiscale portando in deduzione le spese di sponsorizzazione effettuate. I titolari delle aziende indotte alle sponsorizzazioni, in tutto 4, sono adesso indagati per aver indebitamente corrisposto i relativi benefici, ricercando un illecito vantaggio in procedure amministrative. Tra l'altro, le indagini hanno permesso di rilevare la natura fittizia delle stesse sponsorizzazioni, visto l'inesistenza di qualsiasi attività pubblicitaria da parte della società sportiva. È stato condannato il giovane palermitano ritenuto responsabile l'anno scorso dell'omicidio in Inghilterra di 2 fidanzati siciliani. Per i giudici inglesi soffre di schizofrenia paranoide. Andrà in una clinica specializzata. La madre della ragazza dice: qualsiasi pena inflitta è sempre troppo poca. Lorena Dolci. Sentiva le voci, gli rimbombavano in testa. Una di queste, insistente, gli ripeteva di uccidere Nino e Francesca, siciliani come lui. Andrea Cardinale, 22 anni, di Palermo, è stato condannato da una corte inglese per il duplice omicidio avvenuto nel nord Inghilterra il 21 dicembre scorso. Dichiarato colpevole, aveva confessato. Non andrà in carcere. Secondo i giudici soffre di schizofrenia paranoide. Sarà rinchiuso in una clinica psichiatrica inglese e lì resterà senza limiti temporali. Al padre, arrivato troppo tardi, fu proprio lui a scoprire i cadaveri, raccontava di essere ossessionato da Satana e dai demoni. Inizialmente, a quanto pare, Cardinale aveva pensato di dar fuoco all'appartamento in cui viveva Nino Calabrò e dove da qualche giorno l'aveva raggiunto la fidanzata Francesca Di Dio, originari della provincia di Messina. Poi però i suoi piani sono cambiati. Andrea ha preso in mano una mazza da baseball e in piena notte ha cominciato a colpire a morte i 2 giovani fidanzati. Alla notizia della sentenza, la mamma di Francesca non si dà pace. Mia figlia non tornerà, qualsiasi pena inflitta è sempre poca. L'importante è che quel ragazzo non faccia altro danno per il resto della sua vita e che rimanga a marcire lì dov'è. L'omicida, che fu arrestato quel giorno stesso, raccontò agli inquirenti che Nino e Francesca lo avevano reso impotente con incantesimi e riti satanici. Nino, originario di Bertillona Pozzo di Gotto, aveva 26 anni, viveva in Inghilterra da 3 e faceva il croupier. Francesca, 21enne di Montagna Reale, piccolo paesino in provincia di Messina, faceva l'estetista ma non vedeva l'ora di trasferirsi in Inghilterra per raggiungere il fidanzato. Quel viaggio, l'ultimo, era stato programmato per passare insieme il Natale. E boom di candidati al concorso per il Corpo Forestale della Regione, 20.000 per appena 46 posti. Le sessioni, 2 al giorno, sono iniziate martedì scorso, termineranno domani. Il presidente Schifani dice: diamo nuova linfa al Corpo Forestale, appunto. Ce ne parla Francesco Aloi. Abbiamo studiato e quindi si spera che possa andare tutto per il meglio. La buona volontà c'è. 20.000 candidati per appena 46 posti. È l'esercito che prova ad entrare nel Corpo Forestale della Sicilia. Sono dei concorsi che escono una volta ogni tanto e ci proviamo. Anche un po' per il posto fisso oppure non c'entra?
Anche, soprattutto. È la settimana del grande concorso. Catania e Siracusa, le città scelte per l'esame. Questa è la lunga fila prima della prova. 20.000 candidati per 46 posti, si tenta la fortuna. È molto la fortuna, si gioca la lotteria oggi. Sicuramente la matematica non gioca a nostro favore. 60 quesiti a risposta multipla che valgono un posto di lavoro a tempo indeterminato. Mentre dentro si svolgono gli esami, fuori ci sono i parenti che attendono. Chi c'è dentro? Suo figlio? Sì, mio figlio. Ci spera? Certo che ci spera, anche perché diciamo che in qualche modo, se posso dirlo, è anche figlio d'arte, in quanto io sono del ramo della forestale. I partecipanti sono parecchi, quindi i posti sono pochi, speriamo un ampliamento di posti. Ci crede? Non tanto, Perché? perché i test non sono attendibili per quello che sono le preparazioni di questi ragazzi, non è per terza media, sicuramente è per qualcosa di più. Perché per partecipare basta la terza media. Terza media, ma in terza media non si fanno determinate cose, si studiano cose più basilari. Per il presidente della regione Schifani questo concorso consentirà di dare nuova linfa a un settore strategico nella prevenzione degli incendi e nella tutela del patrimonio ambientale. Si tratta del primo passo per rigenerare un corpo che al momento è in carenza di organico. Intanto i candidati ci sono, con la speranza di poter vincere questa lotteria ed indossare la divisa. Proroga dei manager delle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche siciliane fino al 31 gennaio 2024. Lo ha deciso il governo regionale su proposta dell'assessore alla salute Giovanna Volo per garantire la continuità gestionale e funzionale degli enti sino al completamento della procedura di selezione dei nuovi direttori sanitari e amministrativi. La proroga però potrà avere una durata inferiore nel caso in cui le procedure di nomina vengano completate prima della scadenza. E adesso ci occupiamo di protezione civile, perché è partita oggi la campagna della protezione civile con tappe a Palermo, Messina e Catania, una campagna di informazione per la sensibilizzazione e la riduzione del rischio, l'aumento della resilienza nel territorio. Ce ne parla Marco Gullà. Siciliani pronti all'azione. La Protezione Civile Regionale Siciliana lancia la nuova campagna informativa per la sensibilizzazione, la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio. Obiettivo della campagna è quello di divulgare le norme comportamentali e la promozione della cittadinanza attiva in merito alla riduzione dei rischi in caso di allerta a causa di terremoti, nubifragi e incendi. Questa mattina a Piazza Verdi a Palermo l'inaugurazione del roadshow. Ma la prevenzione è essenziale, è indispensabile. Prevenire è sempre la migliore cura in un paese civile come il nostro, in una terra che ha bisogno sempre di più di attenzioni, non perché chiediamo mai qualcosa con il cappello in mano nei confronti del governo nazionale, ma perché vogliamo riconosciuto quello che è il nostro diritto di sopravvivenza, di adeguatezza di una qualità della vita pari a quella delle altre regioni, e ritengo che questa regione, con le giornate come oggi, con una protezione civile che è un fiore all'occhiello, sta dando prova di potercela fare. Dalle alluvioni agli incendi per passare dai terremoti, la Protezione Civile vuole indirizzare i cittadini verso un comportamento più prudente in occasione di questi rischi. Gran parte delle vittime, purtroppo dei feriti, avvengono durante le calamità per comportamenti non corretti, non cautelativi da parte della popolazione. La persona che durante l'alluvione si reca nel cantinato a controllare la propria macchina e perde la vita purtroppo. Colui che transita su un ponte, su un fiume, soggetto a una piena. Quindi comportamenti corretti della popolazione, così come ad esempio durante un terremoto, possono ridurre il numero dei feriti, dei perduti. La Protezione Civile Siciliana sarà in Piazza Verdi a Palermo fino al giorno 28, poi in Piazza Municipio a Messina dal 9 all'11 novembre e in Piazzale Chinnici, Le Ciminiere a Catania dal 16 al 18 novembre. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio.
ancora ben trovati. Nella seconda parte del nostro TG Sicilia parliamo di calcio. Il Catania incappa in un'altra serata amara, i rossoazzurri pareggiano in casa dell'ultima in classifica, riacciuffati nel recupero dopo una prestazione più che negativa. Ci racconta tutto Marco Carli. Un risultato positivo non avrebbe cambiato di una virgola il commento, anche prima del 93esimo, quando il neoentrato palazzino del Monterosi pareggia l'incontro sul campo di Teramo, ma almeno ci sarebbe stata la consolazione dei 3 punti, e invece non arriva nemmeno quella per il Catania dopo una prestazione senza nervo in casa di una squadra che proveniva da 6 sconfitte consecutive in campionato, 7 se si considera la Coppa Italia, e che ha evidenziato nuovamente i limiti attuali del Catania di gioco e di personalità. No, io non so se è questione di personalità, so che sicuramente nell'ultima mezz'ora abbiamo fatto male, non abbiamo più cercato abbiamo giocato un po' col cronometro e abbiamo concesso troppo campo e siamo tutti molto, molto arrabbiati. Poi il gol è arrivato alla fine, però come hai detto te giustamente potevamo e dovevamo gestire meglio sicuramente il vantaggio. L'allenatore è sul banco degli imputati, ma ci sono responsabilità da spartire in casa Catania per questo negativo avvio di stagione, e pensare che gli etnei con il minimo sforzo erano anche andati in vantaggio con un'autorete di Giordani e avevano anche colpito una traversa, l'ennesimo legno stagionale con Bocic. E poi c'è la questione infortuni, si è bloccato Di Carmine e si è fermato, anche se in modo meno grave, Marsura, tutti problemi muscolari. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità, perché se siamo arrivati a questo punto la colpa è solo nostra. Detto questo, ho fatto una gran parata Klaus sempre prima che subissimo il gol, ma altre grosse opportunità secondo me non ne hanno avute, mentre noi, se avessimo avuto più lucidità, potevamo chiuderla molto prima. Insomma, niente va per il verso giusto, e anche l'idillio con la piazza, dopo la trionfante prima stagione, sembra un ricordo lontano. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata.